Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Dove mi hai portato? In questo caso, in questo momento, siamo in un bellissimo viale di Recoaro perché la nostra puntata ci racconterà la Valle dell'Agno. Dell'Agno, cos'è? È un torrente che ha scavato questa vallata nel Vicentino che ci porta sostanzialmente dalla pianura a queste montagne straordinarie, le piccole Dolomiti. Peraltro l'Agno nasce ai piedi del complesso montuoso del Carega. Andiamo alla scoperta di questi luoghi magnifici? Anche perché l'Agno si festeggia a Capodanno. Bravissimo! Via! Andiamo! Benvenuti a Recoaro. Recoaro è un paese bellissimo, viene definito la Conca di Smeraldo, un paese dove al di là delle terme ci sono percorsi della montagna stupendi da vedere e da apprezzare. È un luogo dove la natura è ancora incontaminata, dove possiamo veramente trovare un momento di relax per chiunque venga qui. È attrezzato sotto l'aspetto così alberghiero e stiamo veramente noi lavorando molto in questo senso. Crediamo nell'iniziativa che abbiamo iniziato ancora un anno fa. Ad ottobre-novembre inizieranno i lavori di ristrutturazione completa sia delle terme, del municipio, del teatro e del caffè nazionale, e già iniziati sono i lavori della Via Roma. Ecco, è una rinascita di questo paese attraverso proprio questi interventi pubblici. Quello che noi ci auspichiamo è che chiaramente, al di là degli interventi nostri pubblici, ci sia questa volontà imprenditoriale che voglia comunque cogliere l'opportunità per riportare anche qua investimenti dal di fuori e anche dai recoaresi stessi. Questo credo che sia un po' una sintesi di quello che offre oggi Recoaro Terme. E noi cominciamo il nostro viaggio da qui. Siamo in questo bellissimo spazio perché incarna questa storicità artistica del paese di Recoaro Terme. C'è il trionfo del Liberty, poi se notate anche la cromia della facciata che è alle mie spalle è molto simile a quella della grande chiesa di Sant'Antonio Abate, quindi c'è un richiamo continuo a quella storia importante della città. Ci troviamo a 445 metri sul livello del mare, in questa grande apertura in cui la valle ci porta verso le splendide montagne che fra poco visiteremo. È stata abitata sin dal XIII secolo da una comunità, direi anzi da una colonia di tedeschi, una popolazione germanica. E il primo documento che attesta la presenza di una comunità stabile è del 1262, nella frazione di Rovegliana. Poi il centro pulsante si spostò dove ci troviamo ancora oggi. E c'è un fatto importante, un anno che segna un po' il destino di queste comunità, ovvero il 1689.
quando il conte Lelio Piovene scopre le fonti dell'acqua minerale. E qua inizia un po' il successo, la scalata importante della popolazione di Recoaro, che ha vissuto per centinaia d'anni di sussistenza, quindi era una comunità molto povera nei secoli scorsi. Pensate che questo è uno dei primi luoghi che ha fatto del turismo fonte di economia e di esistenza, tanto che all'inizio del Novecento annualmente si recavano in questa località 15.000 persone, che per quei tempi era un numero davvero straordinario. Appunto ricordando che la gente viveva di escavazioni ma soprattutto di agricoltura, e quindi vedersi questi signori agghindati, dei nobili signori che si recavano qui per il termalismo, ha rappresentato davvero un'importante novità. E poi ci fu il grande sviluppo che adesso è ripartito grazie al bando del Borgo Liberty, quindi si sono avviati dei lavori di rifacimento e ristrutturazione dei palazzi antichi, e poi ovviamente il polo termale che si rafforzerà diventando forse uno dei centri, delle stazioni legate all'acqua minerale, all'acqua termale più importanti d'Italia. Noi iniziamo questo nostro viaggio dalla splendida Recoaro alla scoperta appunto della Valle del Lagno. Bella sorpresa che ci regala la Val d'Agno. Siamo a pochi passi dal centro di Recoaro perché dobbiamo guadagnare le montagne, che sono esattamente davanti a noi a nord. E però passando lungo la strada si incontrano le famose contrade di Recoaro, che sono più di 100. Questa è la Giorgetti, che ci presenta questo monumento religioso che è una chiesa antica a cui è legata una storia, una leggenda. Sì, quella del brigante solitario. Esatto, il brigante solitario. Cosa succede? A inizio del Settecento tutta Recoaro e tutta la vallata era continuamente luogo di attraversamento di briganti, di ladri, i quali andavano a derubare i ricchi signori che raggiungevano le terme, perché come abbiamo detto all'inizio Recoaro è stato uno dei primi luoghi in Italia dati al turismo, proprio per la presenza di queste fonti di acqua minerale e di acqua termale. A un certo punto questo solitario si chiamava così perché lui si arrangiava, andava a rubare da solo, perché non voleva complici, non voleva dividere le mercanzie, le prede, diciamo, i bottini del suo, tra virgolette, lavoro, e quindi si faceva gli affari suoi e tutti lo odiavano. Tanto che nasce una sorta di concorrenza, perché vedevano che era scaltro da solo ma riusciva ad arricchirsi. A un certo punto gli altri briganti o comunque le popolazioni della vallata decisero di eliminarlo in qualche modo, ma non dal punto di vista fisico, cioè tac, ma di farlo arrestare. Insomma, dopo vari tentativi, Solitario viene preso dall'esercito veneziano, dai gendarmi, condotto a Venezia ai piombi e condannato a morte. E cosa chiede? Chiede di poter passeggiare per qualche ora nella bellissima città di Venezia per poter ammirare questi monumenti architettonici famosi in tutto il mondo. In realtà la sua speranza era quella di incontrare un abitante di Recoaro, cosa molto difficile evidentemente. Scrisse una lettera e la magia. A un certo punto intravede un abitante del suo paese natio al quale consegna una lettera da far recapitare al fratello, il fratello di Solitario, in cui c'era un desiderio, ma c'era qualcosa di più. Infatti si dice che Solitario avesse accumulato tantissime ricchezze e nascoste all'interno di una cava alla Gazza, che è poco distante dal luogo dove ci troviamo adesso.
Ovviamente, furbescamente, il re Quarese non consegnò la lettera al fratello, lesse cosa c'era scritto e capì dov'era il luogo dove Solitario aveva nascosto le ricchezze. L'ha trovato? L'ha trovato, ha spostato questo gigantesco masso e ha cominciato a estrarre tutte le pietre preziose e le monete che erano contenute in questa cava. Solo che per portarsela a casa serviva un animale da soma, una bestia, un asino. Quindi ritorna con l'asino, lo carica di ricchezze, di preziosi, inizia a compiere la strada, perché poi nella lettera di Solitario c'era scritto: caro fratello, una volta che hai preso i denari e le ricchezze, compra un terreno e fai costruire una chiesa in mio onore. Invece il ladro decise di tenersi i soldi. Il mulo a un certo punto, camminando verso l'Ecoaro, si pianta qua, non vuole più muoversi. Il re Quarese lo bastona, lo sprona, ma l'asino è irremovibile. A un certo punto toglie il peso, la zavorra delle ricchezze dalla schiena dell'asino e l'asino magicamente si rialza. Allora questo neoladro, ok, che voleva portarsi a casa tutte queste ricchezze, ha capito che evidentemente era innanzi a qualcosa di miracoloso. Così comprò il terreno come avrebbe dovuto fare il fratello di Solitario e costruì questa chiesa che venne consacrata nel 1726. Ah, E dobbiamo dire che all'interno è preziosissima. sì, c'è anche una bellissima pala dell'altare di Costantino Pasqualotto. Che raffigura San Giorgio, San Giorgio, Santi. col drago sotto i piedi, tipo Sì. appena ucciso. Se sei d'accordo, entriamo ad ammirare la bellezza e gli stucchi del Settecento e notiamo che l'altare, così mi hanno detto, non ho ancora veduto, è un altare preconciliare. Cioè vuol dire che il sacerdote teneva la messa a spalle alla gente. Ah, non c'è l'altare quello Bravo, verso non c'è quello in mezzo, diciamo, al presbiterio. Andiamo? Andiamo? Grazie a Paolo. Ce l'abbiamo fatta. Sì, siamo arrivati lungo questo sentiero di collegamento, del sentiero ben più celebre che è quello delle Mole, vero? Delle Mole, sì.
Infatti tu mi hai ben spiegato, illustrato che questa era l'economia della valle per tanti anni, vero? Principale, Sì. una delle sì. Che è durata più o meno quanto tempo? Sarà durata 300 anni circa. Quindi loro scalpellavano sostanzialmente la roccia, infatti Ivo vedi che ci sono proprio i segni Vedo. Degli scalpelli, concavi, no? anche in quota. E quindi per estrazione staccavano questa Sì, qua. questa che è rimasta qua facilmente si è danneggiata nel toglierla e quindi l'hanno lasciata qua. E quanto grandi erano, scusa? Di solito sono 140 cm più o meno, alti una quarantina di centimetri, quindi sono quintali di roccia da portare. Scalpellarla, ma poi anche trasportarla. Sì, mi dicevi che c'erano delle impalcature, vero? Per forza le dovevano imbragare prima di toglierle, sennò se le andavano giù era difficile da tenere. E ci mettevano dei pezzi di legno dietro a cugno secchi, poi li bagnavano e Si allargava il si legava il legno. legno che fa forza tantissima e staccava di colpo la macina. Poi peraltro queste sono per macinare le granaglie, se non sbaglio. E poi c'è un altro tipo di mole, vero? Sì, abbiamo anche le cave di arenaria della Val Gardena, che è quella più rossa, più facile ha una grana molto più fina che serve per affilare le lame, quella con ok. l'acqua. Quindi altro utilizzo, Altro utilizzo. pietra diversa. Pietra diversa. E poi a un certo punto se ne sono andati perché forse il luogo è un po' impervio, hanno cavato quello che era Che si necessario. poteva. O E- forse hanno anche trovato una zona migliore per cavallo, perché qua in realtà si lavorava pochi mesi all'anno. Quindi sino all'Ottocento sostanzialmente l'economia di quest'area era legata ovviamente all'agricoltura di sussistenza, Sì. all'allevamento evidentemente, e poi appunto all'escavazione di questa roccia fondamentale per gli opifici del tempo. Certo. Ecco. Poi magicamente ci fu la scoperta dell'acqua termale e un po' Recoaro ha cambiato veste. Sì. L'acqua è stata scoperta nel 1689 e quindi ci sono voluti poi qualche anno per metterla un po' a sistema, perché prima veniva portata con i muli a Valdagno, non c'era neanche la strada. E poi hanno costruito la strada che sono venuti a Recoaro e poi è iniziato un po' il termalismo. Anche noi abbiamo qualcuno che ci sta costruendo la strada del sentiero, che è il fratello di Paolo, Moreno, che sta facendo proprio il pioniere e ci permetterà di tornare. Noi lo ringraziamo i due fratelli che adesso ci portano a scoprire questa linea di confine importante che ancora oggi segna la divisione tra la provincia di Trento e il Veneto, dove i veneziani hanno posto questi grandi cippi, quindi sempre di pietra si parla, sempre di storie particolari. Ci portano, ci guidano. Paolo, guidaci, ti prego! Andiamo! Via! Ecco, mi trovo in zona franca, è il caso di dire, perché siamo sulla linea di confine che oggi divide la regione, anzi la provincia autonoma di Trento, dalla regione Veneto, che è alle mie spalle. E questo è un cippo veneziano del 1751. In realtà ce ne sono 13 e sono segnalati da una lettera dell'alfabeto. Questo è il D. Quindi immaginate una linea immaginaria che divide la vallata in due. Siamo a 1500 metri di altitudine e questo è stato un luogo conteso per secoli. Continue battaglie, tentativi di invadere anche di pochi metri la linea che divideva un tempo la Serenissima Repubblica di Venezia dall'impero austro-ungarico. E tenete conto che non solo si combatteva per il passaggio, infatti qui le battaglie sono state numerose. Mi viene in mente la guerra eretica, poi l'organizzazione di confine contro l'alleanza della Lega di Cambrai. I veneziani cercavano di fare in modo che appunto i tedeschi non scendessero verso Venezia e quindi questo luogo è stato sempre conteso. Ora non più, rimane solo appunto una linea di confine regionale. Dal 400 in poi quindi si decise sempre di sistemare il posizionamento di questi cippi, di trovare la linea giusta che divideva le due aree e questi sono appunto settecenteschi, quando Venezia ormai verso la fase del declino militarizzò addirittura le popolazioni locali difendendo
con le armi questo confine avevano anche, voglio dire, dei bonus dal punto di vista fiscale ed economico. E si sono un po' arrangiati, questo è vero. Poi addirittura sino al Novecento comunque la contesa era sempre agguerrita anche per l'erba, il foraggio era un bene preziosissimo. Quindi a me piace pensare, trovandomi in un punto senza padrone, che è questa grande roccia scolpita, mi piace pensare che siamo riusciti finalmente a non dividerci più, quasi ad unirci. Ora è vero, da una parte c'è la Vallarsa, dall'altra parte c'è Recoaro, ma siamo tornati fratelli, siamo stati sempre cugini e lo saremo evidentemente da qui sino alla fine dei nostri giorni, della nostra storia. Quindi queste due vallate sono amiche, a me piace pensare che la montagna ci restituisca un'idea di fratellanza, di amicizia, ma soprattutto in questo luogo si gode di un paesaggio che è davvero unico al mondo. Caro Ivo, Caro Lele, alle nostre spalle Campogrosso. Ma lo sapevi che su questo passo c'erano un sacco di orde di briganti che passavano da una valle all'altra? sì, lo sapevo. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fa un contratto e vedrai che non ti pentirai. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti o due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un contratto, è legale, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da imparare. Un divo da imparare. Piccola pausa, torniamo fra poco. Via! Brigante assassino! Mai detto! Eccoci qua con Paolo, che abbiamo incontrato lungo il Sentiero delle Mole, Sì, con Moreno che apriva il sentiero, tra l'altro. in mezzo al bosco, bellissimo, una storia antica di questa bellissima Valle dell'Agno. Dell'Agno. Paolo, che qui è il punto più a nord, vero? Punto più a nord, sì. Si dice spesso una valle, 6 comuni, e quindi abbiamo dentro Trissino, abbiamo Castelconverto, Brogliano, Cornedo, Valdagno, che è un po' il polo centrale, e poi Recoaro, noi, sulla testa della valle. Noi abbiamo avuto modo di visitare ieri il centro storico della bella Recoaro, della splendente Recoaro, però ci sono ancora alcune cose che ci mancano un po' da vedere. Sicuramente da vedere la chiesa del Vaccaro di Sant'Antonio, molto bella, un'opera in sé, proprio come chiesa. E poi abbiamo tantissimi sentieri, ma il più bello forse è il Sentiero dei Grandi Alberi, dove vorrei portarvi. E poi un punto panoramicissimo che è il Colle di Santa Giuliana, punto di arrivo anche delle bici, perché qua in realtà si può girare molto con la bici e bike adesso ultimamente, che va molto di moda, ma
per godere appieno della natura e della sentieristica. Peraltro quel punto paesaggistico e panoramico che dicevi è vicinissimo al centro storico Sì, di è proprio, Recoaro. sì, siamo proprio in mezzo, noi siamo una conca sul colle di Santa Giuliana, in mezzo alla Sono conca. curioso di vedere i 360 gradi di visione, di vista di questi luoghi lussureggianti. Noi ringraziamo Paolo anche per l'ospitalità in questo bellissimo albergo. Ottima cena, ottima colazione, Sì. marmellate fatte in casa, buonissime. Dormito, mangiato, pronti per partire e Esatto. quindi andiamo a vedere questa chiesa molto particolare degli anni 50 e poi ci tuffiamo in mezzo alla natura. Bene, Andiamo? ok, super. Via! Mi trovo all'interno della chiesa arcipretale di Recoaro, dedicata a Sant'Antonio Abate. Vi confesso che ogni qualvolta mi imbatto in una chiesa, in un luogo religioso costruito dopo il secondo conflitto mondiale, sono sempre un po' titubante. Non ho quella dimestichezza e quella veloce capacità di capire la bellezza dell'arte più recente, quando si parla comunque di arte sacra. E devo dire, quando si entra all'interno di questa chiesa, si rimane colpiti sotto ogni punto di vista. Ma già guardandola dall'esterno si percepisce che siamo innanzi a qualcosa di grandioso e di monumentale, forse anche perché questa grande chiesa ha come cornice i colli di Recoaro, ma soprattutto le vette delle piccole Dolomiti. Questa chiesa venne costruita nel 1950 e consacrata nel 1952. Per scegliere il progettista, l'architetto, si fece un concorso di idee. Colui che vinse era il grande architetto Giuseppe Vaccaro, uno dei più grandi architetti di inizio Novecento, che qui realizza un'opera importante e, come dicevo, monumentale, per il gioco cromatico sia all'interno che all'esterno e poi per la presenza di questi spazi molto ampi e soprattutto si fa scrigno di opere d'arte contemporanee davvero uniche. Arrivando dalla piazza si nota questa facciata cromatica rosa e bianca, quindi rivestita in maniera geometrica di queste pietre colorate che restituiscono l'armonia che si dovrebbe, percepire entrando all'interno di questo spazio sacro. Si dice che la facciata ricalchi in parte la chiesa di San Zaccaria di Venezia. Ad ogni modo, quando si entra colpisce subito la crocifissione di Cristo, questo mosaico molto imponente di Guido Cadorin in tutta la sua drammaticità. Si vede la crocifissione quasi replicando gli antichi mosaici bizantini, però con una tensione drammatica davvero profonda e alcuni episodi del Vangelo. Da notare ancora ci sono le opere di Giorgio Scalco, come il bellissimo Sant'Antonio Abate che sembra uscire da un cunicolo e ci mostra quella tensione emotiva che l'eremita provava nel XIII secolo. Sappiamo che morì dopo continui digiuni a 105 anni. E qui Giorgio Scalco vuole così ricordare i tanti abitanti di Recoaro che per centinaia di anni sono riusciti a sopravvivere scavando la pietra di questi colli per ricavare materiale da costruzione. E quindi è un legame fortissimo con la comunità. Poi ci sono altre 3 opere di Giorgio Scalco, sono 3 pale, in cui decide di ammagliarci attraverso degli sguardi gentili e rasserenanti, perché Sant'Antonio Abate è un santo soprattutto di pace. La bellissima vetrata, sempre di Giorgio Scalco, che racconta il martirio di Santa Giustina. E poi abbiamo la cappella, un piccolo oratorio con le bellissime statue di Bruno Vedovato, che troviamo anche all'esterno, dove c'è in un portale una bellissima Madonna con bambino marmorea. E chiudiamo questa breve descrizione con l'incoronazione della Madonna, che avviene per mano di Gesù Cristo con queste braccia molto esili, che si trova sulla facciata esterna con alle spalle una vetrata. Ed è importante perché ad ogni cambiamento di luce del giorno cambia anche la percezione che si ha di questa scultura. Quindi Sant'Antonio Abate
qui a Recoaro è un trionfo di arte contemporanea che vale la pena davvero visitare. Sentiero dei Grandi Alberi. 11 chilometri tra Recoaro 1000 e l'altopiano delle Montagnole, chiamato così perché? Perché c'è la più alta concentrazione di grandi alberi appunto di tutta la provincia di Vicenza. Comincia dalla vecchia partenza della famosa cabinovia e arriva fino al rifugio Battisti sul colle della Gazza. Grandi alberi secolari, monumentali, troviamo faggi, frassini, sorbi montani e tigli, come la stupenda pianta che sta alle mie spalle. Qui c'è proprio l'esempio del tiglio al naturale, non potato. Noi siamo abituati a vederlo col tronco nudo e la chioma classica dei disegni dei bimbi. In realtà questo è il suo portamento naturale, guardate quanto bello è. Tiglio, daptilon, un nome greco che significa ala. Ala perché la brattea non è altro che una foglia trasformata, modificata, che serve per proteggere il fiore e il frutto e poi assume degli usi svariati. In questo caso di elica, di ala, per portare in giro i semi, per la disseminazione anemocora. Il tiglio era l'albero sacro per i cimbri, il linde, dove si riunivano le famiglie per prendere le grandi decisioni, quindi un albero che trasmetteva saggezza ma anche ospitalità. Infatti Ovidio nelle sue Metamorfosi racconta di Filemone e Bauci, una coppia di anziani che ospitò Zeus ed Atlante che si erano travestiti da mendicanti proprio per mettere alla prova l'umanità. Gli unici ad ospitarli furono proprio questa coppia di anziani e per questo premiati da Zeus con un desiderio. Loro espressero questa volontà di diventare dei sacerdoti e di poter morire nello stesso momento. Zeus, oltre ad esaudire il loro desiderio, alla loro morte li trasformò in due alberi, uniti dallo stesso tronco, una quercia e un tiglio e con i rami intrecciati. Simbolo dell'ospitalità, perché la gente poteva ripararsi sotto le loro fronde, ma anche in qualche modo simbolo dell'amore vero, dell'amore sincero. Per questo, ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Adesso noi abbiamo 3 km qua, ok? Ok. Fino a? Fino all'Osteria al Colle, che è poco sopra il centro storico di Recoaro. Lì ci aspetta Mattea. Ok.
quindi fa conto scendi un paio di chilometri e poi riguadagniamo la strada, quella che va verso Recoaro. Agli ordini, sovrano. Bene, andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. È un grande piacere essere accomodato in questo luogo bellissimo con Mattea, che è la proprietaria, e devo dire, cara Mattea, che da qua si gode di un panorama straordinario a 360 gradi. Grazie. E com'è nata questa osteria? Cosa è successo a un certo punto? Allora, vi racconto un attimo di breve la storia. Nel 65 i miei genitori, mio papà è nato nella contrada qua sotto e si sono sposati e mia mamma abitava in centro a Recoaro e sono andati il primo anno a vivere in famiglia perché non si aveva tanti soldi o cosa, e dopo un anno che vivevano in famiglia hanno sentito che vendevano sto locale e Che era già un'osteria? Sì, che era già un'osteria, una locanda, solo che aprivano solo in tempo di stagione. Ma era tanto messo male, c'era il solaio per terra, tanto... Aveva bisogno di una Sì. rinfrescata. Hanno comprato loro e da lì hanno iniziato una nuova vita, ha dato una nuova vita a questo locale. Dal 95 che sono qua e continuo le attività, ho fatto in 28 anni parecchi lavoretti, ristrutturato, sistemato un po' alla volta. È splendido. E peraltro tu ancora cucini come tua mamma? Sì, sono in cucina, gestisco io, ho delle ragazze che vengono, aiutano, mi aiutano il weekend. E cosa prepari? Cosa ci... Beh, non tante cose, però poche ma buone. Cerco di faccio il piatto tipico che faceva mia mamma, polenta, soppressa, formaggio, con i taglieri e poi i prodotti sono locali, eccelsi, freschi, faccio le bruschette con le verdurine fresche. La bruschetta la faccio ultimamente con il pane ciabatta fatto dal nostro fornaio in centro a Recoaro, buono, fragrante, friabile e con i vari prodotti, farcito con i vari prodotti. E la gente sale veramente, ci mette 5 minuti dal centro del paese, del cuore di Recoaro, sale qua, si guarda il panorama, sente quest'aria frizzante che arriva. Io li accolgo con un sorriso e mangiano qualcosa e stanno bene. Si ristorano e si sentono in pace. La maggior parte del cliente dice: dove siamo arrivati qua? In paradiso, cioè c'è una pace, è un bel posto. Siamo a pochissimi passi dal centro storico, quindi uno si catapulta velocemente in un luogo magico. Perché ti piace stare qua? Perché sono nata qua e qua ci metto il cuore, ci metto la passione, da qua io non andrei mai via. Allora, sembra una favola, ma è la verità. Cioè, questa cosa esiste, c'è il posto bello in un luogo incantevole, con la passione, le eccellenze che produce questa terra, il gelato meraviglioso, insomma io direi, cara Mattea, di fare un brindisi insieme. Grazie. Evviva! Evviva! Grazie. Sì. Grazie di Grazie a voi. Qua si realizza il futuro avanguardistico e tecnologico della mobilità attraverso la bici. Cosa state combinando? Ma noi da qualche anno produciamo questo tipo di bici, che è una bici con il cambio integrato nel sistema motore. Ha avuto un buon successo, è il futuro del settore, che tra l'altro una chicca che stiamo sviluppando un motore con il cambio integrato per bici biammortizzate. Stiamo finendo lo sviluppo. Ma siete stati tra i primi? Con il cambio integrato siamo stati i primi in assoluto. Abbiamo fatto questo modello disegnato qui, progettato qui. È una bici turistica, non è una bici estrema, e adesso ci lanciamo nell'estremo. Ah, ok, quindi Applicate questa Tecnologia per bici biammortizzate.
Dice che un giorno avremo tutti una bella bici elettrica a casa? I dati che abbiamo in mano noi è che il futuro prossimo sia il cambio integrato in qualunque modello di bici. Quindi voi siete al passo con i tempi? Siamo a passo con i tempi, siamo anche abbastanza avanti rispetto agli altri, perciò... Grandi ragazzi. Io me ne farei prestare 2. Ce ne presti un paio? Solo 2? Sì. Ok. Facciamo un giro Va bene. lungo l'agno. Anzi, no, potete fare un giro nell'ortogonale 1. la mitica ortogonale. La mitica ortogonale 1. Sì, adesso... Guardi, c'ho una mappa giusto in tasca. Guardi, grazie per lei. Buon giro. Eccolo qua, grazie, la cartina. Sei pronto? Conduci. Andiamo. Conduttore. Grazie Mauro. Grazie a voi. Grazie di cuore. Grazie, andiamo. Andiamo? Vai. Pronti? A bordo. Noi partiamo. Facciamo una piccola pausa e ci troviamo fra pochissimo. Yes. Ciao ciao. Vai, ti seguo. Vai. Ricordate che prima di abbracciare il Tiglio vi ho raccontato del mito di Filemone e Bauci, poi trasformati in Tiglio e Quercia. E pensate, questa azienda agricola, questa fantastica azienda agricola, è stata chiamata da Michele proprio Tiglio e Quercia, a simboleggiare l'accoglienza, giusto? Sì, l'accoglienza e poi l'idea che Filemone e Bauci, il mito è su una collina e insieme alla collina a un certo punto c'è un tempio, c'è una casetta e ci sono 2 alberi che si fondono, il Tiglio e la Quercia. E è un po' la stessa cosa nelle contrade. Le contrade sono sulla collina, tu le vedi dal basso e sono in cima. Energie che si incastrano, come un po' la vita della contrada. Ricordiamo che la contrada è una delle 3 identità di questa zona e tra l'altro nelle contrade vive il 30% della popolazione. Gente che si incastra. Sì, le contrade sono nate, vabbè, la storia è lunga, vengono dai cimbri, i cimbri sono arrivati, gli hanno dato dei territori e la famiglia si è riprodotta, ha cominciato a costruire altre case, altri annessi, sono nate le contrade. E le contrade fino praticamente alla seconda metà del Novecento sono state la pietra fondante di queste valli in cui nella contrada tutti facevano i contadini, quindi tutti avevano le vacche, tutti avevano il maiale, tutti avevano le galline, tutti avevano i conigli. Le case sono completamente diverse di contrada in contrada, ma in realtà lo schema è esattamente identico in qualsiasi contrada. I materiali variano perché chiaramente si usava la pietra del posto, quindi ci sono contrade completamente nere, contrade bianche, contrade rosa. Queste comunità che erano legate alle famiglie, quindi molti cognomi sono anche i cognomi delle contrade, interagivano perché ovviamente tu potevi avere una vita autonoma in parte perché dopo tutti i lavori grandi dovevano essere fatti in comunione. Michele, come vedi il futuro o come vorresti fosse il futuro della contrada? E un futuro in cui c'è un'attenzione al territorio, una cura del territorio con piccole produzioni. Chiaramente non possiamo competere col Minnesota nella produzione del frumento, però possiamo fare piccoli frutti, possiamo avere le api, possiamo fare erbe aromatiche, possiamo fare ortaggi, possiamo fare frutta, tutte cose di qualità eccelsa. La nostra valle è molto fortunata perché avendo 3 anime, una delle 3 anime si chiamava Marzotto città sociale e quindi già nell'800 noi siamo diventati operai tenendo però la vita in contrada, quindi è un territorio anche molto sano, poco inquinato, pochissimo inquinato perché purtroppo soprattutto l'agricoltura inquina tantissimo. Qui l'agricoltura è morta nell'800 e quindi è un territorio praticamente vergine, quindi le contrade le vedo proprio famiglie, anziani,
e territorio che convivono assieme, che crescono assieme. Questo è un altro progetto nato da una volontà di parlare anche di arte. Qui ci ha lavorato Ignazio Lago, che è un artista molto versatile che si occupa di vari campi, ed è stata progettata questa spirale. La spirale serve per parlare della vita. Questa è la spirale che segue la sequenza di Fibonacci, quindi se tu dividi i numeri delle sequenze di Fibonacci viene fuori il numero aureo, per dire il Partenone è fatto col numero aureo come proporzioni, e questa è la spirale che si ritrova in tutta la natura. Dentro ci abbiamo messo le aromatiche e qui infatti si vede strapieno di api di tutti i tipi e generi che stanno volando, e le scuole possono venire qua e quindi fare sia matematica, sia guardare le aromatiche, sia annusare, sia giocare con questo posto. Recupero l'Ele, andiamo a vedere le altre due anime della città di Valdagno, quindi la città sociale e il centro, e ti salutiamo e ti ringraziamo. Per Grazie. fortuna ci sono persone come Michele e tutta la sua famiglia, ovviamente. Grazie. Qui siamo all'interno di un locale non storico, perché Sacro, che è un opificio di trasformazione. una bottega del vino di un tempo, con la mitica Daniela. Mamma mia, grazie per la mitica allora. Daniela, cognome? Carlotte. Il nome dell'azienda. Voi lavorate e distribuite il vostro prodotto nel cuore della città di Valdagno. Siamo nel centro storico e da tanti anni, Daniela. Da tanti Come è anni. cominciata questa avventura? Allora, innanzitutto io vorrei dire che sono onorata di essere la quinta generazione di questa bellissima famiglia che ha unito la propria vita e la propria professione. La cosa magica sono questi 100 anni che sono trascorsi. L'essere in un ambiente che ha visto passare tantissime generazioni e dove tante generazioni hanno condiviso le esperienze proprio qui dentro. Peraltro Valdagno è famosa perché è stato un centro industriale tra i più importanti d'Italia, non solo, ma è stato un luogo di concentrazione di idee sociali, di sviluppo del pensiero negli anni 60 e 70. Quindi evidentemente questo locale ha respirato i cambiamenti della nostra Italia, nonostante siamo in provincia. Qua è passato un pezzo della storia dell'intero paese italico. Direi Quindi voi sì. ne avete fatto parte in questi 100 anni, per cui Perché qui c'è stata gente, ci sono stati accordi, hai sentito Incontri. incontri. Io fin da piccola, perché sono praticamente cresciuta qui dentro, io ho sempre parlato, non solo chiacchierato, ma parlato con tutte le persone che incontravo qui dentro. Facevamo il nostro lavoro, però il bello di questa cosa, di questa dimensione, di questa vita che abbiamo avuto è stato anche l'aver incontrato tantissime persone. Questo liquore ha veramente varcato ogni frontiera perché abbiamo avuto testimonianza che è stato assaporato, bevuto, somministrato in tutto il mondo. È stato servito anche ad una cena a Buckingham Palace. allora è vera Questo- questa cosa. Sì, sì. L'avevo sentita, ma siete voi? Sì, sì. Fantastico. Siamo noi. Da Buckingham Palace all'Ele Vivo. E poi il Carlotto ci stava. Io direi di fare un brindisi con Diversamente. Daniela, in uno dei locali più importanti
del Veneto. Qui appunto sono passate le genti, i pensieri, le idee ed il sorriso di più Daniela, bella, che ci conforta. Grazie. Con te. Allora, Grazie. a voi, Grazie. a noi. Grazie, grazie. Questo è davvero un piacere incontrare mio. Carlo nella tua terra d'origine. Tu hai girato il mondo, spesso sei lontano, però ogni tanto c'è il bisogno, c'è il richiamo del luogo nativo, nella Valle del Lagno. Sì. Lui ha scritto molte cose, è stato un uomo di televisione, di carta stampata, uno scrittore. Io ero colpito da Criminal perché guadagnando proprio queste vallate volevo informarmi e mi sono imbattuto in questo scritto davvero molto bello in cui c'è la storia antica di Valdagno. Valdagno non è solo il grande polo industriale che tutti conoscono, è tanto altro. E perché c'è per te un amore così importante per quest'area, per questa terra, per questa vallata, Carlo? Io ovviamente ho un legame personale, nel senso che c'è tantissima storia. Hai giustamente ricordato il fatto che qui è un luogo pioniere della rivoluzione industriale in Italia, ma è anche un luogo pioniere della politica, perché prima del 68 francese c'è stato il 68 a Valdagno, la Liga Veneta è nata qua, c'è un piccolo laboratorio qua. L'Italia è un laboratorio politico, però sorprendentemente Valdagno anche è un laboratorio politico, succedono molte cose in anticipo, ma questo è una cosa che non mi riguarda proprio personalmente. Quello che mi riguarda personalmente è il mio rapporto con questa cittadina, come anche con Requaro, quindi con tutta la Valle del Lagno. Mio padre è di Valdagno, mia madre è di Requaro, perché io sono cresciuto proprio in questa casa alle nostre spalle, che è stata costruita da un mio avvo nel 1834, e quindi ho tutti gli antenati che sono stati sindaci, alcuni di questa città. Io ci torno perché le radici sono importanti, gli amici con cui sei cresciuto sono quelli che sanno come sei veramente e che vedono che non sei cambiato, e io quindi con loro ritrovo me stesso tra gli amici e tra l'affetto che ritrovo qua, che ovviamente ho trovato tanti amici in giro per il mondo, però quell'amicizia di chi ti conosce, di come eri quando eri bambino, con tutte le tue particolarità, la ritrovi soltanto qua. Non è un luogo facile, perché è un luogo che ti mette alla prova. Valdagno è una valle molto stretta, che tira fuori il meglio e il peggio di te, ma soprattutto il meglio. Quindi chi ce la fa qua è perché ha delle qualità particolari che ci vengono riconosciute. Chi è delle valli vicine sa che noi siamo diversi dagli altri, siamo anche più tosti, ma ce la sappiamo fare bene. Quindi secondo me c'è qualcosa di, non vorrei dire magico, ma di speciale, che è nella conformità del luogo e nelle tradizioni di questa terra. Si è sviluppata l'industria, ma anche il pensiero e la socialità, quindi questi sono tre elementi secondo me che poi sono alla base della libertà del pensiero umano. Sì. Forse Valdagno può essere fucina di tutto questo, e tu ne sei rappresentanza assoluta di questa faccenda in cui si mescola l'intelletto alla vita sociale in un paese che non è una grande città. No. E quindi forse dalla provincia nascono evidentemente quei virgolti, perché c'è un fuoco che pulsa, che permettono poi di crescere sempre di più. Sì, c'è un'ambizione più forte perché si vuole uscire, magari uscire per, come sempre ce lo insegna Ulisse, tornare al nostro, certo. la nostalgia. Quindi vogliamo sicuramente andarcene, come ho voluto andarmene io da ragazzo, e poi vogliamo tornare perché qui poi ci confrontiamo con quello che abbiamo visto, magari per scoprire che è tutto un po' uguale, basta saperlo vedere con occhi diversi. Grazie Carlo. Grazie a te. Grazie di cuore. Non so se avete visto
voi avete visto, ma io sono realmente emozionato perché per la prima volta nella mia vita ho fatto il gelato. E ho fatto il gelato con i campioni del mondo, i campioni del mondo. È stato anche bravo, Grazie Giuseppe. Giuseppe e Francesca, che dagli anni 90 lavorano insieme, E poi siamo ritornati qui a Valdagno ad aprire questa bella sede e ad iniziare tutti i nostri quindi dal 2014 fino ad oggi a lavorare insieme, a studiare insieme. In questi anni avete vinto un po' di premi. Sì, qualche premio sì. Diciamo che quelli più importanti è la Coppa d'Oro nel 2017 con il gusto di selezione noce e gusto finale mandorla, e il 2019 con la nocciola e il 2023 la Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition con il panettone ripieno di gelato. E un gelatiere che vince una coppa, c'è tutto da dire. No, diciamo che la cosa importante per noi nei concorsi è proprio lo studio che si fa per arrivare a un concorso. Questo ci aiuta a migliorare molto anche la qualità dei nostri gelati. Francesca, qual è il segreto di un buon gelato? Il segreto sta nella passione di fare questo lavoro e nell'avere proprio amore e voglia di inventare cose nuove, di sperimentare e di mettersi in gioco sempre. Perché a tutti gli effetti un gelatiere è un artigiano, cioè una persona che attraverso le mani crea arte. Io vi ringrazio, anche perché adesso continuerò insieme a voi ad assaggiare i vostri gusti, ma soprattutto perché mi avete dato la possibilità per la prima volta nella mia vita di fare il gelato e soprattutto fare il gelato campione del mondo. Grazie per la vostra passione, per il vostro amore, il vostro studio che trasmettete attraverso i vostri gusti a tutta la gente. Sì, abbiamo anche una scuola didattica proprio per i bambini che vengono a vedere non lo sapevo. Sì. Una scuola dove i bambini vengono a vedere proprio come si produce il gelato e quello è la cosa più bella. Cari bambini, venite a vedere come si produce il gelato e poi assaggiatelo ovviamente. Certo. Ok? Bambini, vi aspetto anche con la mamma e il papà. Grazie. Questo è il plastico di bronzo nel centenario a ricordo delle fondazioni della città sociale dei Marzotto. In realtà Valdagno nasce molto prima. Il primo documento che attesta la presenza di una comunità stabile è del 1179, in cui si parla della chiesa di San Quirico. Poi, pochi anni dopo, arriva il comando, il governo, l'amministrazione feudale dei Trissino, che fanno costruire 2 castelli. Di uno rimangono alcuni resti e sono inglobati nel complesso del santuario di Santa Maria. Ma qua siamo nella città ideale. È stato un impegno e un progetto davvero incredibile, unico al mondo. E infatti fu un'intuizione di Gaetano Junior dei Marzotto, che arrivano qua comunque molto prima, intorno al 1836, con una fabbrica che produceva prodotti di lana. Trasformava la lana e cresce un po' alla volta finché a un certo punto c'è una sconnessione tra la vita sociale dei lavoratori e delle famiglie e l'impresa. Quale fu questa intuizione? Di creare una sorta di interdipendenza tra la vita sociale, abitativa e familiare e la fabbrica. E quindi ha l'idea di costruire un villaggio molto grande, diremo proprio una città,
che si collega direttamente al centro storico di Valdagno. C'è questa lottizzazione e tra il 1927 e il 1937 si compiono i lavori di quella che è davvero una città fondativa, come altri casi in Italia. Questa forse è la più importante, perché il pensiero razionale del tempo decise di mettere ordine a un sistema agricolo che non funzionava evidentemente. Dovete pensare che i prodotti derivati dalla lana venivano fabbricati, prodotti nelle singole case, in famiglia, a cottimo, poi c'era un controllo, una fornitura che veniva data all'impresa e da là c'era la commercializzazione del tempo. Invece così si mette ordine a un meccanismo complesso che non è solo lavorativo o produttivo. Dovete pensare che a quel tempo le famiglie abitavano in dimore insalubri, c'era molta difficoltà a mandare i figli a scuola, ad avere dei diritti garantiti. E appunto questa famosa illuminazione di Marzotto permise il diritto alla maternità, la costruzione di centri polifunzionali come il poliambulatorio per le cure di chi lavorava in azienda, ma soprattutto luoghi di svago e di relax, come ad esempio il dopolavoro, il grande teatro. Pensate che in quegli anni era il teatro più grande del Veneto e uno dei più grandi in Italia, con 1800 sedute e un enorme palcoscenico. Lo stadio del calcio che ha ospitato i grandi momenti del Valdagno, per esempio in Serie B, e una serie di servizi che hanno reso la vita a queste persone finalmente dignitosa. Quindi lavoro, famiglia e dignità. Quindi un grande progetto razionale che ha costruito questo gigantesco quartiere dove, pensate, ci furono tantissime famiglie che abitavano. Si parla di 1000 abitazioni suddivise in condomini, ville singole, ville a schiera e, come dicevo, molti edifici polifunzionali. Qui siamo in una delle due piazze vicini al viale principale, un boulevard alberato, perché la città è stata costruita ad assi ortogonali parallele al torrente Agno. Quindi un grande pensiero, una grande idea che sposava impresa, socialità, ma soprattutto un importante pensiero razionale. Piacere, Fernando, incontrarti, perché tu sei una persona ben voluta in queste terre della Valle dell'Agno. Grazie. Hai amministrato, hai fatto il farmacista, sei ancora all'interno della stanza dei bottoni, recentemente sei tornato, sperando che insomma il tuo ruolo sia significativo, ma quello che a noi interessa oggi è che tu insomma hai ricostruito la storia di questo antico lavoro di estrazione della lignite, detta anche carbone da noi. E siamo proprio in un punto in cui si entrava, cioè il binario che lo segnala, in una minieretta. Per quanto è durato questa... Allora, le prime notizie che si hanno di estrazione della lignite nel territorio qua del Monte Pulli risalgono al 1666, però la data ufficiale di apertura, diciamo, dell'estrazione del materiale è dell'aprile del 1848. E poi è continuata fino al... E poi è continuato praticamente fino ai primi anni del Novecento e precisamente fino al 1954. Poi evidentemente arrivano altre energie, sì. Non c'è più bisogno, forse il lavoro era anche rischioso. Oltre che rischioso anche, diciamo, si era particolarmente ridotto anche per i quantitativi di lignite estratti, per cui non era più significativo, diciamo, portare avanti questo argomento. Però quando si estraeva, se ne estraeva tanta. Certo, una media di estrazione era di 200-300 quintali al giorno, che arrivavano però a 500 quintali nei periodi
dei due conflitti mondiali. Senti Fernando, perché ti piace stare qua, in questa valle, in questo luogo? Cos'è che più ti piace? In generale, al di là delle miniere? I ricordi intanto storici, strategici, diciamo, del nostro territorio, ma soprattutto perché amo il mio territorio, perché è molto bello. Non è, per bellezza non è inferiore a nessun altro territorio d'Italia. Quindi la mia passione, il mio amore per il territorio dipende proprio da questo fattore soprattutto, ecco. E viva la montagna! Viva la montagna, certo. Grande Fernando, ecco. Grazie. Grazie di cuore, grazie. Di niente, grazie a voi. Gallo, dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Purtroppo si chiude questa nostra avventura lungo la Valle del Lagno. È stato davvero bello scoprire questa parte del Veneto meravigliosa. Io volevo ringraziare Paolo Asnicar per la disponibilità, la cordialità e l'accoglienza che ci ha offerto in questi giorni, e se mi permetti chiudere con un pensiero di Nietzsche. Che dice? Boh! Scherzi a parte, Nietzsche è passato di qua, in particolare si è fermato a Recoaro e diceva: come paesaggio è una delle più belle esperienze e questa sua bellezza io l'ho inseguita, prodigandomi con zelo e fatica. La bellezza della natura, come ogni altra bellezza, è gelosa e vuole che si serva solo lei. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questo viaggio. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Valle del Lagno, abbatterci le mani,